Eccoci ritrovati, buongiorno a tutte le nostre amiche e anche ai nostri amici dallo chef Tony Sardeo, che è quello che vi propone sempre le ricette nostrane, nel senso meno altri, no strane, e soprattutto prese dalla guida 4 stelle del famosissimo cuoco veneto Micheli. Prima di tutto vi domando come sempre di iscrivervi al mio canale e di mettere anche un bel like, mi raccomando, assicuratevi che questo video Vabbè, oggi mi voglio proporre una cosa molto sfiziosa, che è un piatto freddo. Ecco qua, questo è il piatto freddo. Come si prepara questo piatto freddo? Ma è molto semplice, guardi, sapete il piatto freddo? Lo mettete in forno, aspettate che diventi caldo, quando che sia caldo lo tirate fuori, aspettate che diventi freddo e che avete fatto il piatto freddo. Dopo, se potete mettere qualcosa sopra. Cosa potrei mettere? Per esempio, potrei mettere il prosciutto di Braga, ecco, un poco di attacchino, che sarebbe l'ossocoro. L'ossocoro sarebbe un salume tipicamente veneto, non sarebbe altro che un arrosto, ecco, che si è rotto l'osso del collo. Dopo che mettiamo la soppressa, assicuratevi che non sia stata soppressa magari da qualche DPCM che si è venuto fuori nell'ultimo minuto, e dopo che metteria per chi che piace a me no, il culatello, vabbè. Dopo che metteria il bacon, e non il bacon, il bacon che sarebbe inglese. Guarda, sapete che gli inglesi hanno una predilezione per il bacon, perché tanto è vero che ha fatto anche un palazzo, sì, è il Bacon Gun Palace. Vabbè, dopo potete mettere un po' di Brustel, per i tedeschi, e potete mettere anche lo speck, che sarebbe quello che, ricordate, la regina del Biancaneve diceva speck delle mie brame. Questo piatto, guardi, adesso di sicuro, tanto è vero che non vuole neanche telefonare a Maria, non sa neanche telefonare. Andrà un po' su il polistirolo, anche i tricicli, ma non state fare caso. Gustatevi questo piatto e alla prossima ricetta del vostro cuoco Tony Sardeo. Fatelo partire anche il jingle, come si suol dire. Vai maestro. Mi piace sta senta e mangiare senza che il bocco si fermi, soltanto è un gotto di quel buon e sul fuoco un bel pignato, e io ho bisogno sempre a tutti i fiori, non sei mai far de manco de mangiar pasta e fusioni.